Beh, è fondamentale che ci sia un'attenzione per Venezia e per il Veneto, visto e considerato che siamo una regione che lascia 21 miliardi di tasse tutti gli anni. Ricordo che la partita per noi è una partita importante, anche perché la prima regione d'Italia per turismo è il Veneto, con 63 milioni di presenze, e ricordiamo che la prima industria in Veneto è il turismo, con 17 miliardi di fatturato. Servono interventi di promozione o sono fin troppi? Ma direi di promozione, ma anche infrastrutturali, e sul fronte della viabilità, dei servizi e in particolar modo su tutto quello che è rappresentato dalla ecosostenibilità, dalla salvaguardia della città storica e da tutto quello che è il nostro territorio. L'azienda sanitaria, l'azienda zero, è ben stata chiarita, e se notate le polemiche ormai sono diventate infinitesimali, perché in tutte le buone famiglie si farebbe l'azienda zero. Se non andasse avanti vuol dire che il programma e gli impegni presi con i Veneti sono impegni fasulli. Azienda zero, riduzione di uso sono due capisaldi, altrimenti si va a casa, perché non ha senso governare se non si rispettano le parole con i Veneti. Governatore, un attacco alla Lega in Lombardia? Ma guardi, io penso che sia posizione che, da come lo conosco io, molto chiara rispetto all'assessore Garavaglia, che è stato assolutamente limpido nel spiegare i fatti. Dico che oggi noi dobbiamo confidare che questa partita si chiuda velocemente e venga soprattutto chiarita velocemente, nel rispetto ovviamente delle persone coinvolte e dei cittadini. Il governo tarda a decidere secondo lei sulle grandi navi perché c'è uno scontro interno, uno scontro tra ministeri da definire? Beh, è chiaro, è dimostrato, al quale abbiamo peraltro assistito. Ha parlato il Ministro dei Beni Culturali nel pieno delle sue facoltà e delle sue competenze, e non vi siete mai chiesti come mai gli altri ministeri coinvolti, cioè l'ambiente, le infrastrutture e i trasporti, non hanno detto nulla. Non hanno detto nulla perché avrebbero dovuto smentire il Ministro dei Beni Culturali. Io sono assolutamente favorevole, anche perché la città va rispettata, è una bomboniera, è un'eccellenza a livello internazionale, patrimonio dell'umanità. Però il numero chiuso non deve essere indirizzato a favore dei ricchi, lasciare fuori il popolo dalla visita della città. È giusto che tutti siano obbligati a prenotare la visita, però è altrettanto vero che deve essere garantito a tutte le classi sociali e a tutte le fasce di popolazione la visita.